Benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio sportivo sulla web tv www.venetoglobe.com, ci trovate anche sul canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro segnale di emissione, la nostra visione per tutto il Veneto. Parliamo di sport, parliamo delle notizie che naturalmente ci terranno compagnia nella giornata odierna, a cominciare dal mondiale di ciclismo che in Austria non ha regalato per il momento altre gioie per gli azzurri, per gli italiani. Gli azzurri di Cassani invece sono in ritiro a Torbole in vista della gara, proprio quella più impegnativa, quella più bella, quella più interessante forse nella gara di domenica. Altra novità invece nel mondo della Formula 1, quindi dalle due ruote, dalle biciclette alla Formula 1, alle quattro ruote. Dopo De Klerk, nuovo pilota Ferrari, anche la Alfa Sauber va su una nuova guida, tra l'altro un italiano che ritorna dopo tanti anni appunto in Alfa, come Antonio Giovinazzi che farà coppia con Raikkonen. L'Italia del volley ha ora la testa alla Final Six di Torino. Si giocherà proprio questa sera alle 21:15 circa contro la Serbia, una Serbia che ha già battuto Russia e Francia, quindi cliente da prendere veramente con le molle. Si muove anche la nazionale femminile di volley di Mazzanti che a Sendai ha battuto in amichevole l'Azerbaigian per 3-0. Oggi si replica altra amichevole e poi trasferimento a Sapporo in Giappone dove sabato farà il suo esordio contro la Bulgaria. L'orario di gioco è alle 6:40 del mattino. Per il basket nazionale si comincia dalla Supercoppa, sabato e domenica al Pala Leonessa di Brescia, si comincia con Torino-Trento, poi Milano-Brescia e domenica le conseguenti finali. Passiamo alla Serie A, passiamo al calcio. Ieri sera anticipo della sesta giornata di campionato tra Inter e Fiorentina. È finita 2-1 per i nerazzurri. Questa sera alle 19 Udinese-Lazio si gioca a Udine appunto. Alle 20:30 tutte le altre gare della giornata con la Juventus in casa contro il Bologna, il Napoli in casa contro il Parma. Domani toccherà a Spal Sassuolo ed Empoli-Milan per chiudere la giornata. Andiamo in Serie B dove si è giocato, ieri sera ha perduto nuovamente il Cittadella di Venturato che si è arrabbiato parecchio perché dice che sono stati negati alla sua squadra ben 2 rigori. Ha perso in casa contro il Benevento per 1-0. Foggia Padova si giocherà questa sera alle 21, poi Verona Spezia invece ieri sera ha visto la vittoria dei veronesi per 2-1, ha riposato il Venezia. Andiamo in Serie C, nel girone B si giocherà proprio oggi, le gare sono quelle che vi avevo già citato, le ripetiamo, le rivediamo: Pordenone Virtus Verona, Vicenza Rimini, Triestina Ravenna. Per quanto riguarda invece la Serie D, andiamo sul Montebelluna, vittoriosa contro la Matricola Chions domenica scorsa, punta già alla prossima giornata, vuol continuare questo trend positivo e salirà a Feltre per affrontare l'Union Feltre. Eccellenza, girone B, siamo alla quarta giornata, vediamo il prossimo turno che prevede queste gare: Istrana Union QDP, Luparense Eclisse Careni Pievigina, Nervesa Real Martellago, Porto Mansuet Tombolo, Treviso Calvinoale che si giocherà a Ponzano per l'indisponibilità del Tenni. Torneremo poi sul Treviso, Union Pro Mestre che sarà il match che andremo a seguire con le nostre telecamere, Union San Giorgio Sedico Giorgione, Vittorio Veneto Liventina. Riposerà il Lia Piave. Torniamo un attimo indietro, torniamo a Treviso dove vi dicevo si giocherà a Ponzano per l'indisponibilità del Tenni. Andiamo a sentire il giocatore Davide Scarpa dopo la gara di domenica dove ha segnato anche un suo gol. Sentiamolo. Sì, sono molto contento per essermi sbloccato, però peccato per non aver vinto. Però comunque abbiamo preso un punto in trasferta, come si era messa la partita, è un punto conquistato e continuiamo così e pensiamo subito alla partita con Noli domenica.
Senti, sarà difficile far punti qua, quindi come hai detto bene tu, un X che ci sta, insomma, ci può stare. Sì, comunque loro sono una buonissima squadra, noi siamo comunque in trasferta e loro devono ancora fare un punto, quindi sono venuti col coltello tra i denti e sono un'ottima squadra e penso che tutte le squadre che verranno qua faranno fatica. Con questo carattere, insomma, il Treviso potrà dire la sua nel campionato, dove può arrivare questa squadra? Beh, noi siamo un'ottima squadra, io li vivo giorno per giorno, oltre ad essere una squadra siamo un ottimo gruppo e io penso che col gruppo che siamo possiamo arrivare molto lontano e solo il tempo potrà dirci dove arriveremo. Senti, finalmente ti sei tolto questo peso del primo gol con la maglia del Treviso, ti senti un pochino più leggero adesso, magari volevi il gol per i 3 punti, però dai, insomma, tutto sommato va bene lo stesso. Sì, sarei più contento se avessimo vinto, però mi sono sbloccato, sono contento lo stesso. Adesso da martedì cominceremo a lavorare bene per essere pronti la domenica. Una dedica al papà che era oggi in tribuna e l'abbiamo visto veramente felice. Sì, una dedica a mia mamma e mio papà che c'erano tutti e due perché loro mi hanno sempre sostenuto da quando sono piccolo e loro mi hanno sempre dato una mano in momenti di difficoltà e quindi la dedica è per loro e anche per la mia fidanzata. Bene, non manca la fidanzata. Bene, allora questo era Davide Scarpa, Calcio Treviso, che come vi ho detto giocherà domenica non al Tenni ma a Ponzano. In promozione, girone D, siamo giunti alla quarta giornata, anche qui il prossimo turno vedrà Città di Caorle, Porto Gruaro, Conegliano, Favaro, Cornuda Crocetta o Pitergina, Fontanelle, Prodeco Montello, Fossalta di Piave, Lovis Spresiano, Giulia Sagittaria, Villorba, 90 ZTLL Sinistra Piave ed infine Vedelago Vazzola. Vi ricordo, sempre per quanto riguarda il calcio, che oggi ci sarà un altro turno infrasettimanale per le coppe tra i dilettanti, tutte con inizio alle ore 20:30. Lasciamo il calcio, passiamo al volley, all'Imoco, che dopo la presentazione in Piazza Cima a Conegliano è ritornata ad allenarsi nella preparazione del campionato con tutte le atlete a disposizione tranne le azzurre. Naturalmente c'è oggi sui quotidiani la corsa a vedere chi potrebbe vincere il mondiale, no? In partenza dal 29 da Sapporo per l'Italia. Tra le nazionali c'è anche un'americana, la Hill, che è decisamente quella più favorita nella vittoria finale. Staremo a vedere se sarà così. De Cruyff intanto, eccola qui, dopo una cena a casa di uno sponsor, o meglio in una location con uno sponsor dove ha potuto conoscere anche Albano Carrisi ed altri personaggi, eccola, si sta riallenando con lo staff dell'Imoco, sta recuperando e tornerà al più presto in campo. Lasciamo il volley e passiamo alla TVB Basket Treviso, che a Monfalcone sabato e domenica ha giocato l'ultimo torneo, l'ultimo allenamento, diciamo così, per la Supercoppa di Bologna, che andrà in campo sabato e domenica prossima, quindi ne parleremo di questo perché domani mattino Menetti, il coach di TVB, fa una conferenza stampa proprio di presentazione di questa Supercoppa. Noi ci saremo e poi vi riferiremo. Rimaniamo nel basket però femminile, il basket di Serie A2 è targato Ponzano ed è pronto per il via. La presentazione che si doveva tenere oggi è stata rinviata al prossimo 3 ottobre. Dopo il terzo posto al torneo di Vicenza, Ponzano si tuffa nel campionato. Sabato inizio alle 18 al Pala Giordani di Milano con l'esordio contro la Sanga Milano. Poi il 6 ottobre prima casalinga. La Ruker Sanve, sempre per quanto concerne il basket, dopo il secondo torneo e trofeo vinto a Venturina Terme, è ritornata a casa e si sta allenando anche in questo caso per prepararsi al prossimo impegno. È un impegno che vedrà venerdì 28 settembre, come vedete, alle 20 a Padova, il match di ritorno, diciamo di ritorno insomma a Padova perché circa una quindicina di giorni fa Padova ha giocato al Palasaccon e adesso c'è il ricambio di amichevole. Benetton Rugby con una sconfitta a Ospreys, anzi a Swansea contro gli Ospreys, hanno perso per 27-10. Le Benetton perdono ancora le Zebre. Per il Benetton altra trasferta da preparare ad Edimburgo. Ce ne parla il tecnico Ezio Galon.
Alla Ghirada con Ezio Galon per fare un po' il bilancio di questa sconfitta. Ci avevate abituato troppo bene? Ma sì, siamo tutti un pochino delusi ed è anche un buon segno. Dopo la partita Ospreys i ragazzi erano abbastanza incazzati perché vincendo si ha sempre voglia di vincere, però Ospreys è sempre stato un campo difficile, è una squadra compatta, è una squadra con molti giocatori di livello e abbiamo trovato una squadra difficile da manovrare, solida, molto, molto competitiva nelle rack, nei punti di incontro, quindi abbiamo fatto fatica un pochino a mettere in posizione il nostro gioco, fare fasi, quindi creare un po' di momento durante la partita. Il segnale positivo è che comunque al 60esimo, 70esimo della partita eravamo ampiamente in partita, quindi in uno dei campi più difficili, e questo per me è un segno estremamente positivo. Hai già accennato cosa è andato e cosa non è andato e dove lavorerete? Ma quello che è andato bene sicuramente la conquista, la Touche ha lavorato bene, la Minsk ha lavorato bene, ci sono state le situazioni in difesa in cui abbiamo lavorato bene, alcuni sprazzi di gioco in attacco dentro i loro 22, malgrado le condizioni, sono stati positivi, abbiamo segnato una meta. Dobbiamo rivedere un pochino quello che è la nostra gestione della partita con condizioni come quelle che abbiamo trovato su e sotto forte pressione come abbiamo trovato, quindi giocare un pochino più a livello di territorio, di gioco al piede, di mettere diciamo di invertire la pressione che stavamo subendo da parte loro fisicamente in difesa, quindi utilizzare un pochino di più il piede ed ecco, oliare un pochino qualche nostro movimento in attacco. Possiamo dire che quindi avete dovuto cambiare un po' la preparazione per andare sulla prossima gara? Edimburgo è una squadra molto fisica, da un certo punto di vista simile a quella che abbiamo incontrato giù a Swansea. È una squadra che in questo momento ha 6 punti, quindi sicuramente vorranno fare bene a casa loro, è un'altra sfida importante. Sì, ci aspettiamo dei punti in comune rispetto a Osprey, soprattutto nella loro difesa, quindi stiamo lavorando un pochino su come poterli mettere in difficoltà dove sono attaccabili, e oggi e nei prossimi giorni lavoreremo su questa cosa qui. Non vogliamo sapere il 15, ma già si parlava la scorsa settimana di possibili rientri o di turnover ancora? Sì, nella nostra politica è quella di mantenere il livello di ognuno, sia a livello di minutaggio che di focus alto, quindi quest'anno abbiamo giocatori competitivi in tutti i ruoli e più giocatori per ruolo, quindi il nostro obiettivo è quello di poter dare minutaggio a tutti quanti, sapendo che tanti giocatori oltretutto durante l'arco della stagione saranno assenti per questioni anche di nazionale o di altre cose, quindi il nostro obiettivo è che tutti i giocatori che diciamo che il livello medio sia molto alto per tutti quanti, non possiamo lamentarci. È ovvio che ci sono dei giocatori che devono lavorare, devono acquisire dell'esperienza, però rispetto agli anni precedenti diciamo che il livello medio è alto, quindi possiamo fare del turnover senza perdere a livello di efficacia della squadra. Adesso andiamo più nel dettaglio, che partita tecnicamente sarà ad Edimburgo? Edimburgo è allenata da Cockerill, quindi è una squadra che sicuramente metterà l'accento sul ruvido, sull'aspetto di contatto fisico, questo sicuramente. È una squadra che è estremamente fisica, davanti, dietro, hanno giocatori anche loro di alto livello. Dovremo aspettarci secondo me una buona squadra in conquista, in Touche, in Mischia, nei punti di incontro. Se hanno visto la partita contro Osprey anche loro metteranno l'accento su quell'aspetto lì, e poi una squadra che sa muovere il pallone, è una squadra secondo me che rispetto a Ospreys lascia qualche spazio in più nei canali più larghi, quindi probabilmente andremo ad esplorare quei canali lì con l'attacco, e basta. Per il resto non cambieremo molto su quello che è l'aspetto tecnico, abbiamo una settimana corta perché giochiamo venerdì, non vogliamo lavorare e cambiare troppe cose, quindi lavoreremo sullo specifico di quelle che sono più o meno le competenze trasversali della squadra, quindi nella rack, nella qualità dei dettagli di quello che faremo, però nello specifico, nelle giocate resteremo molto su quello che è la nostra filosofia.
Abbiamo voluto saperne veramente qualcosa di più da un tecnico come Ezio Galon per questa partita. Ad Edimburgo si gioca venerdì, quindi una settimana corta, come diceva il tecnico. Adesso andiamo a parlare di Villorba e sempre di rugby vogliamo parlare, perché ieri abbiamo sentito Sara Barattin, capitana della formazione di Serie A femminile dell'iniziative Villorba Rugby. Oggi ne parliamo con il presidente di quello che gestisce appunto circa 450 atleti, oltre un centinaio di volontari che sono ricordati anche dallo stesso presidente, che andiamo a sentire. Alessandro Pietrobon. Con il presidente Pietro Bon per parlare di rugby Villorba e per parlare di questa realtà, una realtà di una Serie A e di una Serie B, non da tutti, presidente. Allora, è verissimo, abbiamo due meravigliose squadre, la Serie A femminile e la Serie B maschile. Avevamo la possibilità di salire l'anno scorso con la Serie B, non l'abbiamo conquistata in campo, ci è stata data una possibilità sulla carta di salire. Come direttivo abbiamo fatto una scelta in accordo con i capitani di rimanere in B e conquistarcela. Con le ragazze abbiamo fatto uno splendido campionato, sono arrivate terze a livello nazionale, puntiamo ancora di quantomeno eguagliare questo risultato e la ciliegina sarebbe centrare una finale. Ci sono dei nuovi innesti sia nel mondo maschile che nel mondo femminile, quindi sono convinto che giovani come sono possono fare due bei campionati, è quello che glielo auguro. Presidente, avete scelto giovani, è la parola proprio giusta perché avete ringiovanito e cavalcate quest'onda. Sì, allora abbiamo mantenuto le ossature delle squadre, non abbiamo sconvolto niente, però quello che noi cerchiamo è sempre di rimpolpare con atleti giovani che possibilmente vengono dal vivaio, ma anche cerchiamo sempre di mantenere ottimi rapporti con le società vicine per avere un interscambio. Lo ha sottolineato, era proprio ci sono questi interscambi, è bene che ci siano, no? Sì, gli scambi ci devono essere e i giocatori devono avere la possibilità di crescere, non vincoliamoli, ma cerchiamo che se hanno la possibilità di crescere vada in società di un livello superiore alla nostra. Certo che anche noi stiamo cercando di conquistarci un posto sempre più in alto, magari salendo anche di categoria. Parlava di 400 atlete tra maschile e femminile, ma non dimentichiamoci i 100 collaboratori e passa, perché poi insomma qui è un impianto anche questo piuttosto sostanzioso. Sì, allora gli atleti sono tanti, come abbiamo detto e l'ha sottolineato il direttore del rugby, e siamo la quarta società a livello nazionale e abbiamo oltre 100 collaboratori e questi sono fondamentali per poter progredire con la nostra macchina del rugby. Sono tutti volontari, ecco, e ci tengo a dirlo che sono volontari, ci mettono il cuore di giorno in giorno, dagli accompagnatori ai dirigenti e quant'altro. E quello ci tengo a sottolineare è che abbiamo allenatori di quarto livello all'interno della società, non è da tutte averli e questi secondo me ci porteranno a fare un salto di qualità. Mi auguro in tempi brevi, 1 o 2 anni, quello che serve. Presidente, basta un in bocca al lupo. Sì, certo, io glielo faccio a tutti i miei atleti, che abbiano un ottimo campionato, che si divertano e non abbiano anche infortuni. In bocca al lupo, quindi oggi abbiamo fatto un bello speciale dedicato al rugby sia con Benetton che con iniziative Villorba Rugby appunto di Villorba, provincia di Treviso. Abbiamo concluso il nostro appuntamento sportivo con la nostra web www.venetoglobe.com, trovate tutto on demand, altrimenti 813 il nostro canale digitale terrestre, per il momento solo per la provincia di Belluno. A tutti voi, buona serata.